Bentrovati nuovamente sul nostro canale 813 per quanto riguarda il digitale terrestre, ma per quanto riguarda invece la nostra web tv vi ricordo www.venetoglobe.com. Buona giornata e buon ascolto per quanto riguarda l'angolo sportivo che sul canale 813 del digitale terrestre troverete intorno alle 19:30 e alle 23:30, naturalmente per la provincia di Belluno, in attesa di ampliare il nostro segnale a tutto il nostro Veneto. E allora iniziamo con le principali per quanto riguarda lo sport. Cominciamo dall'automobilismo. È Vettel a scaldare Monza per il prossimo Gran Premio. Si parla anche di novità, tra l'altro sui circuiti, addirittura con uno stranissimo gemellaggio con Venezia. Pensate voi, una Ferrari Formula 1 in Laguna. E per la pista del futuro poi si parla di un circuito senza chicane. Grande caldo, cambiamo, grande caldo, passiamo al tennis, scusatemi, parliamo di l'Open degli Stati Uniti. Grande caldo a New York per lo US Open di tennis che ha messo in difficoltà molti tennisti, tra cui anche Djokovic, che ha sofferto durante il corso dell'incontro, sembrava fosse sul punto di perdere, poi ha reagito ed è andato avanti. Fognini, per quanto riguarda gli italiani, Fognini passa però senza brillare, Travaglia invece si ritira, Cecchinato è stato eliminato. Dopo la festa del suo 30° compleanno, festeggiata a Jesolo, Federica Pellegrini, la grande nuotatrice italiana, ha dichiarato che deciderà soltanto tra 2 mesi il suo immediato futuro. Il cuore, ha detto, mi dice di smettere, la testa mi dice di continuare. La nazionale di pallavolo femminile, rimaniamo nell'ambito delle donne, quindi la nazionale zoppica un pochino per il gioco espresso nelle ultime amichevoli, parecchie le critiche a Mazzanti e a tutta la squadra. 3 le pantere confermate nelle convocate, sono Danesi, Silla e De Gennaro. Mazzanti ha tra l'altro in queste ore ristretto anche la rosa per il mondiale che partirà il 29 settembre prossimo. Lascerà a casa Bosetti, ma lo si sapeva, sembra che la seconda palleggiatrice non sarà Orro e sceglierà una giocatrice tra la Navacolor e la Guerra. Tra l'altro 2 giocatrici che si sono ben comportate in queste ultime amichevoli. Molti lo avevano anticipato, molti avevano anche visto giusto e la UEFA conferma che la rovesciata, quindi siamo nel calcio, che la rovesciata di CR7 di Cristiano Ronaldo è il gol del 2018, un gol bellissimo segnato proprio allo Juventus Stadium, un gol che è stato subito dalla Juventus ma che ha segnato proprio l'inizio dell'amore tra gli juventini e CR7. La Serie A tra polemiche e ultimi giocatori che devono trovare la forma migliore. Aspetta tra l'altro l'anticipo di venerdì 31 agosto tra Milan e Roma, poi sabato ci sarà Bologna-Inter e Parma-Juventus, il resto poi si giocherà tutto domenica. Rimaniamo così, sì, Serie B con Cittadella e Venezia. Anche qui per quanto riguarda la Serie B venerdì ci sarà l'anticipo tra Palermo e Cremonese, sabato si giocheranno Carpi Cittadella, Cosenza Verona e nuovo derby veneto tra Padova e Venezia. Anche in Serie C si attende la conferma e la certezza per l'inizio del campionato che ancora non c'è, lo ha trovato o lo sta per trovare invece la Serie D che inizierà il 16 di settembre come confermato e già detto, mentre dalle coppe ai campionati al via il 9 settembre con i calendari di eccellenza, promozione prima e seconda categoria che saranno diramati
diramati domani dal Comitato Veneto. Ecco, quindi avremo domani già i calendari per quanto riguarda dall'eccellenza in giù e quindi avremo la possibilità di definire anche numerose partite, numerose gare che seguiremo con la nostra web TV. Domenica continuerà la Coppa per eccellenza, promozione, prima e seconda categoria. Anche il Treviso, formazione di eccellenza in campo, con la possibilità tra l'altro di strappare già il pass per il prossimo turno, visto la vittoria di domenica scorsa. Sentiamo ai microfoni del sito della società Nicolò Garbuio, che è stato il realizzatore del gol. Nico, riprendiamo da dove ci siamo lasciati, ultimo gol a Cairano, ricomincia la stagione e Garbuio va in gol. Sì, sono contentissimo anche perché sinceramente il gol è servito a portare a casa questi 3 punti. Abbiamo cominciato nei migliori dei modi la stagione, come le cose che avevamo preparato in settimana e stiamo preparando dal 30 luglio, insomma, con il mister. La squadra si è comportata benissimo, abbiamo avuto un calo dovuto ai carichi di preparazione che abbiamo fatto queste settimane nel secondo tempo, però abbiamo rischiato poco e siamo contentissimi di aver iniziato così la stagione. Senti, il mister ha detto che Garbuio è bravissimo perché fa i gol difficili e non fa quelli facili. C'ha ragione, infatti ne ho sbagliato uno che vabbè, succede, cercherò di impegnarmi di più a fare anche i gol un po' più facili perché devono aiutare la squadra ad arrivare al punto più alto che è il nostro obiettivo. Però ha anche detto che sei stato un gran capitano, è un onore per te tenere questa fascia. Guarda, quando me lo dice ho i brividi, no? Sinceramente sì, è proprio un onore portare la fascia da capitano del Treviso, una maglia così ambita, con un blasone, una storia dietro, giocare al tennis con la tifoseria, sono contento che il mister mi abbia dato questa responsabilità e questa responsabilità la porterò più avanti possibile con la mia esperienza. Questa esultanza con Scarpa, il tuo nuovo gemello di reparto? Abbiamo giocato un anno insieme, 6 mesi insieme, abbiamo legato abbastanza, quindi di quest'anno che ci siamo ritrovati è riaffiorata questa amicizia che magari ci eravamo un attimo persi, però ci troviamo bene e questo è l'importante è che facciamo girare la squadra, che aiutiamo e che continuiamo così. E da cosa è nata questa esultanza? Guarda, l'abbiamo rubata a CR e Marcello perché... Ok, allora niente, pronti per affrontare il Nervesa, diciamo che questa vittoria è appunto importante anche dal punto di vista qualificazione. È una vittoria molto importante perché ci dà un plus in più, possiamo affrontare la partita di Nervesa, non dico con un po' più di serenità, però con la mentalità giusta e andremo sicuramente lì per provare a portare a casa i 3 punti. E allora auguriamo a Garbuio tante di queste felicitazioni e tante di queste soddisfazioni naturalmente per così segnare gol importanti per il suo Treviso di cui è il capitano. Oggi tra l'altro alcune squadre scenderanno in campo per delle ultime amichevoli per pre-coppa e pre-campionato. Si gioca a Godega tra Godega e Nervesa della Battaglia, si gioca Asolo Cairano, si gioca ancora Zensonese Sant'Elena, si gioca a Preganziol Union Pro Favaro e Rosà Giorgione si gioca a Cusinati. Lasciamo il calcio e passiamo al basket, TV Basket, TVB, continuiamo la nostra carrellata di interviste che abbiamo realizzato il giorno della presentazione, in attesa poi di parlare dal vivo con i giocatori quando saranno il 4 settembre per la prima amichevole a Pieve di Soligo contro Udine. Vi ricordo che in effetti da oggi al 2 settembre c'è un mini ritiro per la TVB in quel di Domegge, squadra e società già partita alla volta di Calalzo Domegge. Andiamo a sentire il primo americano della TVB, Malik Waynes, un giocatore interessantissimo e soprattutto bravissimo. Eccolo. We see you for the second time. your impressions of Same for me. It's nice. This time it's different. I get to meet all my teammates and get to talk to my teammates and talk to Dom and different guys about expectations this year and just get to know each other and things like that. So it's an exciting day. Dice che la cosa diversa è che appunto cominciare con i suoi compagni, parlato con
con dominance, capire quali sono le aspettative per l'anno prossimo, insomma, quindi è un pochino diversa dalla prima volta che era qui. Sempre bello, dice, questo è un po' diverso. Tu sai come tutti che quest'anno l'imperativo è andare in Serie A. But it's not true what they say. He said we have only one goal, which is to move up to A1. You know that? Yeah. I mean, but I just like I talk to coach and my teammates. This is about just getting better every day. You know, every day we want to get better. Every day, every week we want to just get better every week and come out on Sundays and just give it our all and show everything we learned during the week. So if we take care of that, we should take care of business. Allora ha detto che la cosa importante che ci sono detti anche con l'allenatore è di essere pronti durante tutta la settimana, allenarsi bene tutta la settimana e questo ci porterà sicuramente a dei risultati una settimana dopo settimana. Quindi è importante lavorare duro, lavorare settimanalmente. Ok, perfetto, grazie. Thank you. Thank you. Good luck, quindi buona fortuna per Malik Waynes, gran giocatore, approdato appunto alla TVB, avete visto la soddisfazione anche del DS Gracis. Continuano gli allenamenti anche per la Ruker Sanve di San Vendemiano che esordirà in casa il 13 ottobre contro l'Urania Milano, iniziati gli allenamenti anche della Vigor Basket Conegliano in Serie C Gold, iniziano questa sera gli allenamenti anche del Ponzano femminile al via, grande stagione per le ragazze appunto di Ponzano di cui ci occuperemo prossimamente. Cambiamo sport, terza amichevole, quella del rugby, quella della Benetton a Monigo contro le Zebre del Parma. Ottima prestazione, ottime sensazioni per coach Crowley che è pronto con la sua Benetton alla prima esterna di campionato a Newport dove la formazione trevigiana comincerà a salire nella giornata di venerdì per poi giocare appunto sabato in trasferta. Saranno parecchie anche le gare in trasferta chieste proprio dalla società proprio per permettere un lavoro più tranquillo della copertura della gradinata del Monigo. Andiamo e ritorniamo ai microfoni con Luca Sperandio che contro le Zebre è andato anche in meta. Eccolo. 22-12, cercavate la rivincita, c'è stata? Sì, cercavamo appunto la rivincita l'anno scorso, l'ultima giornata in cui abbiamo perso e ci siamo giocati l'accesso un po' ai playoff. Questo qui è stato un buon test, malgrado per il tempo atmosferico, un po' il campo pesante, però tutte e due le squadre comunque ne subivano lo svantaggio. Abbiamo avuto una buona prova soprattutto in difesa perché abbiamo difeso molto durante la partita e buona per la prima di campionato che andremo a fare a Newport. Proprio per dirti, mi pare che la difesa proprio abbia funzionato quest'oggi. Oggi veramente si è visto il lavoro che facciamo durante la settimana con Gus e sembra, non abbiamo subito 2 mete, mi sembra, l'ultima magari un po' più fortunosa, però il sistema difensivo si fa vedere, diciamo. Qualche apertura un po' in difficoltà perché Rizzi lo avevano un po' marcato, sì. Però poi bene quando si è... Anche lui è giovane come me e altri e quindi hanno cercato di puntarlo un po' magari con placcaggi pesanti, però si è tirato fuori un po' il suo carattere. Poi in attacco magari dobbiamo migliorare qualcosa in più, però bene la prova. Adesso arriva il Pro 14. Sì, adesso subito, prima partita fuori casa con Newport che vuole appunto, abbiamo visto anche i giornali, l'allenatore vogliono batterci e noi andiamo lì per fare 5 punti, bonus e tutto. Stasera bene, il tempo vi ha favorito soprattutto perché non faceva tanto caldo. Sì, infatti ci stava molto bene, andiamo a letto con le lenzuola. Sì. Bocca al lupo. Crepi, ciao. Che sia di buon auspicio questa meta che abbiamo visto per il Benetton che sale appunto a Newport per giocare sabato la prima gara di Pro 14, inizia il campionato veramente duro, veramente bello ma entusiasmante che poi con le partite interne conosceremo e vivremo di persona. Stiamo per concludere, parliamo di volley perché sta per iniziare anche l'Imoco Volley Conegliano, lunedì 3 settembre il via al Palazzetto
Palazzetto dello Sport al Palaverdi appunto di Treviso. Arriva la conferma che il tutto sarà appunto legato e guidato dal tecnico Santarelli, che è ritornato dalla Croazia dopo aver vinto. Bene, mancheranno parecchie nazionali, non solo quelle italiane ma anche quelle impegnate nelle altre nazionali europee a cui l'Imoco cede delle giocatrici. Ci saranno invece le due palleggiatrici, la Volos già lo scorso anno, come pure la Beckis che è rimasta, le sue dichiarazioni sono quelle che dice sono rimasta soprattutto per la Champions. L'americana Isi, per lei è un ritorno graditissimo dopo il brutto infortunio, la rivedremo nuovamente in campo. E poi il nuovo acquisto, la giapponese Nagaoka, non ci sarà lei al Palaverde il 3 settembre perché è impegnata con la sua nazionale. E poi Valentina Tirozzi, lei sì ci sarà dopo 4 anni di nuovo in maglia Imoco, e le giovani poi che affiancheranno le senatrici in questa nuova stagione agonistica pronta ad aprire lunedì 3 settembre prossimo. Con questa notizia termina il nostro appuntamento sportivo del giorno. Noi ci risentiamo domani, sempre alle solite ore, 19:30, 23:30 per quanto riguarda il canale 813-813 del digitale terrestre, solo per la provincia di Belluno in questo periodo, tra poco su tutto il Veneto. Ma ricordatevi, la nostra web tv non manca mai, la trovate dappertutto, e www.venetoglobe.com. A tutti voi, buona serata!